attiveremo nei prossimi giorni una task force dedicata alle case di comunità e agli ospedali di comunità, con gli ordini dei medici, le ovviamente organizzazioni sindacali anche di medici e medicina generale, creare un dialogo per affrontare una sfida comune. Quando tutti sentiranno la sanità una sfida comune e non rivendicazioni di parte, politica e non solo, riusciremo ad affrontare questa sfida. L'obiettivo è a strettissimo giro. La prossima settimana è il primo incontro in regione, una squadra che coinvolga tutti gli attori sul fronte sanità. Ovviamente ci sono già delle interlocuzioni in corso con gli attori di questo tavolo e andremo poi periodicamente a monitorare lo stato dell'arte, ad aggiornare anche i cittadini del Veneto su quello che faremo e soprattutto a rendere operative le case di comunità, perché i cittadini dovranno conoscere questo strumento innovativo. Da 2 giorni sto girando le 99 case di comunità, che sono queste nuove strutture che stiamo realizzando, che andremo a realizzare nel corso dei prossimi mesi per garantire l'accesso alle cure primarie. Lì ci saranno medici di medicina generale, ci saranno infermieri, ambulatori infermieristici, ambulatori medici, ci saranno degli uffici dedicati all'assistenza domiciliare integrata, dei soggetti che ricevono l'assistenza domiciliare a casa, ci saranno altre strutture che aiuteranno la medicina del territorio e saranno accoglienti per garantire ovviamente il primo accesso del cittadino. Il mantra è la sanità di prossimità e per questo, spiega Stefani, è necessario che ognuno abbia voce in capitolo, dall'ordine dei medici ai sindacati, perché il traguardo è ambizioso. Una continuità assistenziale H24, non solo il medico di base, così diciamo definito medico di medicina generale, ma soprattutto un'estensione oraria a tutte le ore del giorno. Con un'altra sfida all'orizzonte per rendere ancora più performanti le case di comunità. Integrarle con la telemedicina. Il futuro è sempre di più l'applicazione della tecnologia al servizio della sanità. Ci sono degli strumenti di monitoraggio importanti anche da remoto che stanno portando dei risultati molto interessanti in Veneto e noi la sfida della tecnologia dobbiamo vincerla per primi.